malinconico. Ti giuro che ogni volta che ci penso mi viene quasi da piangere. Magia pura, cazzo, magia pura. Ciao a tutti, buongiorno. Domenica 31 dicembre 2023, l'ultimo giorno dell'anno. Mi sto dirigendo in zona Isarutas, quindi nell'Oristanese. Vado a incontrare degli amici, faremo un piccolo raduno. Roba che capita raramente ormai, dato che siamo sempre in giro da soli. Tra l'altro oggi sono da solo, non c'è Claudia, non è potuta venire. Ieri notte ho bucato la gomma davanti, mi sono dovuto fermare a montare la ruota di scorta, mi si è conficcata una vite enorme sulla ruota. Per fortuna sostituire la ruota di Johnny è un gioco da ragazzi, richiede 8-10 minuti al massimo, operazione super veloce, anche grazie al fatto di avere la ruota di scorta davanti e non sotto al mezzo, super accessibile e soprattutto si svita facilmente senza che abbia incrostazioni di fango e porcherie varie. Ma la fortuna più grande è quella di avere una ruota di scorta, perché ieri pensavo, cavolo, a me è andata anche bene, non oso immaginare chi magari ha acquistato un mezzo moderno e si ritrova senza la ruota di scorta, dato che i mezzi moderni la maggior parte delle volte sono senza la ruota di scorta. La ruota di scorta è un optional. Io mi chiedo come possa essere possibile questa cosa. Anziché progredire si regredisce, così secondo me. Stamattina prima di partire ho aggiustato la gomma bucata. Oggi è domenica, ovviamente i gommisti sono tutti chiusi. Mi sono arrangiato con i kit di riparazione, costano pochissimi euro ma salvano la vita, ve li consiglio assolutamente. Magari vi lascio il link in descrizione qua sotto nei commenti. Ci vediamo tra poco, bella! Raggiunto Paolo e Ilaria, ora ci stiamo rispostando per raggiungere degli altri amici che sono qua nei dintorni. Questa è una zona favolosa, cioè tra l'altro questa è la prima occasione che ho per stare in questo posto. Sono sempre capitato qui di passaggio nel periodo estivo, ma d'estate c'è il delirio, quindi questa sarà l'occasione giusta per fermarmi qui e godere di questo posto meraviglioso. Madonna, pieno di spotini qua, che bello, cazzo. Bel gruppone.
che bello. Bello. Posto veramente fighissimo. Ora facciamo una passeggiata perché merita. Qua poco più avanti c'è un sincro fighissimo. Non c'è nulla da fare, il mare d'inverno è una bomba. Il legno con il chiodo pieno di un pagato. Bravo. Oh. Dici non voglio vedere. Allora si appoggialo perché era dai sopra. Quello là che avevi preso era più. Vai. Ehi, no. No, perché vibra. Vai. Il del video è la sicurezza prima di... Sicurezza sul lavoro. Regole 626. Soprattutto invadere i piedi. Le scarpe sono anche fortissime. con la punta di ferro che... Appena bevuto un grappino anche. Perfetto. Si vede da come maneggi. Ecco, dai così. Wow, che emozione, sì. Fate la luce accesa fuori. We got time on our side. We're in a state of hope. I need you on my fire. I want you to know that every time you're away, I long for you so much I can find my way. We got everything here, at least to stay alive. And the time that we share makes it all worthwhile. Got this place on our own. Do you feel that we got something strong? And I saw you walking the line, and the truth may come as a surprise that with you I feel alive. You'll be the last one I think about. We got time on our side. We're in a state of hope. I need you on my fire. Buongiorno e buon anno nuovo a tutti. Siamo sempre a Isaruta, posto spettacolare, notte super ieri davanti al fuoco, molto tranquilla tutto sommato, è proprio ciò di cui avevo bisogno. Non avevo assolutamente voglia di grandi festeggiamenti, casini, insomma. Qui intanto il meteo è cambiato un pochino, oggi giornata un po' più nuvolosa, un po' più ventilata. Guardate qua che figata, i banchi di Posidonia, che il mare si sta riprendendo oggi e non c'è nulla di più bello che svegliarsi la mattina e farsi una bella passeggiata in spiaggia che è completamente deserta. Questi giorni sono un po' malinconico, stanno tornando in mente i ricordi. L'anno scorso in questo periodo eravamo sui Pirenei con Claudia, posti spettacolari che mi stanno mancando un sacco. Mi sarebbe piaciuto poter essere nuovamente in questo periodo in luoghi del genere, montagne pazzesche, la neve. La Sardegna è molto bella, però anche quei posti mi fanno impazzire. Poi ultimamente ho proprio questa voglia di partire per qualche viaggio, proprio voglia di viaggiare fuori, scoprire posti nuovi, vivere esperienze diverse, emozioni, insomma tutto quel mix di cose che fanno bene all'anima. Purtroppo non c'è questa possibilità. Cioè giuro che ogni volta che ci penso, magari a viaggi passati o all'idea di partire per un viaggio, giuro che mi viene quasi da piangere. È veramente una cosa molto forte che mi sento dentro. Ma che bel sistema di Paolo per ricaricare l'acqua, per avere acqua in più. Serbatoio da 40 litri sul tetto che va a ricaricare il serbatoio principale.
dal basso verso l'alto. Ci credono pure. Sì. No, vabbè, se fai sul roccia questo lo Possono fare. Bene, allora mi sto spostando, sono curioso di provare la stradina che è da qua. Guarda che bel mezzo. Dicevo, sono curioso di provare la stradina che da qua a Isarutas porta fino a Oasi di Seu, Tarros. Vediamo un po' se è fattibile. Effettivamente ci sono dei punti un po' sabbiosi, però per fortuna è sabbia umida, sicuramente d'estate diventa più impegnativo. Minchia, mezzo ai campi. Riuscito a raggiungere l'area naturalistica l'Oasi di Seu, posto meraviglioso. Tra l'altro un ottimo spottino questo anche per l'estate, perché non è mai molto frequentato, soprattutto non ci sono divieti di sosta, parcheggio a pagamento e cazzate varie che invece a Isarutas ci sono. Infatti per quello che io d'estate non vado mai là. Questo è un bellissimo posto, peccato che comunque sia oggi la giornata è un po' grigia e soprattutto c'è molta posidonia, perché qua in realtà durante l'estate capita spesso di trovare la spiaggia senza la posidonia. Una bellissima spiaggia, il colore dell'acqua fantastico. Oggi purtroppo non rende. Breve passeggiatina qua in questo bellissimo posto. Sono venuto tantissime volte ma non mi stanca mai. Ho preso questo sentierino che è proprio a misura di cinghiale. Che poi in realtà qua è strapieno di sentierini. Il bello di questo posto è proprio perdersi all'interno di questi labirinti di sentieri. È tutto ultra selvaggio. Ok, si sta aprendo il panorama. Sono quasi arrivato alla torre, credo. Eh no, in realtà sono sbucato molto più avanti della torre. La torre è là in fondo, si vede proprio un puntino là. Tra l'altro qua dovrebbe esserci anche se non so se ho voglia di scendere fin laggiù, il relitto di una nave. Diciamo che è rimasto solo lo scheletro. Passeggiare così è terapeutico, veramente. Adoro, spettacolo puro. Per quanto non ci sia il sole e la giornata sia abbastanza grigia, devo dire la verità, adoro un sacco anche questi colori. Che bello. Il mare da questa parte e qua dietro questi cespugli fittissimi. Giuro che ho difficoltà a descrivere quello che vedo e quello che sento a livello di emozioni, profumi anche. Questo profumo di salsedine misto a
Profumi della macchia mediterranea. Magia pura, cazzo, magia pura. Ormai sembra solo un mucchio di ferro appallottolato.